La Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon martedì. Vi ricordo il solito numero per intervenire in diretta, per fare domande ai nostri ospiti, numero che è lo 0266 20 35 29, oppure anche vi ricordo il numero per mandare SMS che è il 346 64 277 56. Oggi è martedì, come al solito ogni martedì a quest'ora abbiamo in collegamento telefonico Alessandra Locatelli, vice sindaco di Como, deputata della Lega. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti, grazie. Grazie mille a te, come al solito, per aver accettato il nostro invito. Alessandra, che si dice a Roma? Perché insomma oggi c'è la selezione, c'è il maxi concorso dei navigator, ci sono più di 54.000 persone a Roma, praticamente nei padiglioni attorno alla fiera. Che concorso è questo, Alessandra? Allora finalmente vediamo la messa in pratica di quello che sarà il grande apparato di supporto al reddito di cittadinanza. Si tratta di persone che dovranno essere scelte in base a dei requisiti specifici e che dovranno accompagnare, monitorare e seguire le persone che hanno avuto diritto a ricevere il reddito di cittadinanza e che devono seguire un percorso che sarà di inserimento e di reinclusione anche nel mondo lavorativo. Quindi un compito abbastanza arduo che si accompagna anche a qualche polemica, perché abbiamo letto che l'ente che è deputato a organizzare appunto il concorso e a fare le assunzioni, ANPAL, dovrebbe lasciare a casa circa 600 lavoratori precari, quindi ci sono già stati degli incontri al Ministero del Lavoro e ci si augura che in qualche modo si possa trovare una sorta di stabilizzazione anche per queste persone. Sappiamo che l'occupazione al giorno d'oggi è veramente importante per tutti. Assolutamente sì. Senti Alessandra, a Roma, alla Camera, questa settimana cosa c'è in programma ed anche nella tua commissione affari sociali cosa bolle in pentola questa settimana? Allora, questa settimana siamo arrivati finalmente a un duro, lungo parto, tra virgolette, che è quello del decreto crescita. Ieri sera hanno chiuso la parte delle commissioni bilancio e finanza con tutta l'esame, l'analisi degli emendamenti. Alcuni sono stati accettati, ne cito uno perché magari è quello che è più vicino alle mie corde e spero che vada avanti così, per il terzo settore, la proroga, l'adeguamento dei contratti è una cosa importante per tutte le associazioni, perché ci sono delle importanti norme e novità all'interno di quella legge, quindi l'adeguamento richiede un po' più di tempo, quindi speriamo che questo rimanga così come è stato accettato questo emendamento all'interno delle commissioni, e quindi dovrebbe andare in aula già da oggi pomeriggio. Nel frattempo, per non perdere tempo, andiamo sia in commissione per le audizioni, abbiamo il tema dei defibrillatori, c'è una proposta di legge molto interessante che riguarda il posizionamento, la diffusione
del defibrillatore ovviamente come metodo di intervento precoce purtroppo negli arresti cardiaci. E quindi ci sono delle audizioni di persone insomma che fanno parte sia dei soccorritori che dei medici che degli enti, e dovrebbe anche riguardare qualche sgravo fiscale, perché comunque posizionarlo in maniera diffusa può richiedere insomma un costo economico. E poi ovviamente siamo ancora in procinto di riunirci con le due commissioni, giustizia e affari sociali, per la risposta che bisogna dare alla Corte Costituzionale sull'eutanasia. Benissimo. Alessandra, il ministro Salvini penso oggi sia in ritorno dagli Stati Uniti. Ieri ha scritto un ricordo dello splendido incontro, l'ha scritto su Facebook, ha avuto ieri alla Casa Bianca con il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, orgoglioso di tornare a Roma con un'Italia apprezzata e protagonista nel mondo. Buona giornata amici. Qual è stata la missione della visita del ministro Salvini negli Stati Uniti? Ma insomma diciamo che sicuramente il fatto che il nostro ministro degli interni sia stato ricevuto dal vicepresidente Mike Pence e poi anche dal segretario di Stato Mike Pompeo dà un valore importante al nostro paese, dove viene proprio salta all'occhio la vicinanza di alcune strategie che sicuramente Salvini, per quanto riguarda la Lega, ma anche l'Italia sta intraprendendo soprattutto nelle politiche estere, migratorie e anche economiche, perché l'intraprendenza dell'America di Trump nel campo economico, ma anche nei confronti di alcuni paesi, è chiaramente un segnale importante che viene dato di svolta alle politiche di sempre. E quindi anche in questo incontro Salvini non è stato indietro e ci ha tenuto a sottolineare come anche per lui i rapporti per esempio con la Cina debbano essere ben calibrati, perché comunque il rischio di mettere a disposizione tutte le nostre competenze, esperienze, quelle tecniche che fanno parte delle nostre industrie, insomma possono essere un rischio dato così distribuito gratuitamente diciamo anche a dei concorrenti. Quindi su questo e poi su altri, insomma ha citato l'Iran, ha citato il Venezuela, hanno parlato insomma di economia e di immigrazione, e questo secondo me è un segnale che insomma l'Italia è apprezzata e soprattutto noi abbiamo un ministro che è in grado di rapportarsi con i più grandi paesi a livello mondiale. Benissimo. Alessandra, c'è anche una polemica per quanto riguarda il salario minimo. L'Ocse insomma frena Di Maio, dice non è la soluzione, 9 euro è una cifra piuttosto alta. Comunque i 5 Stelle premono molto su questo salario minimo. Secondo te cosa si farà? Ma intanto premono molto a mio avviso perché cercano anche i nostri alleati di governo di recuperare un po' di terreno dopo un periodo elettorale insomma che ha un po' diciamo li ha un pochino sfibrati, magari anche insomma tutte queste tensioni li hanno messi un pochino nell'angolo. Non in senso cattivo, però insomma un pochino in disparte. Quindi ovviamente parlare di un salario minimo che può far gola a tantissime persone, perché tutti quanti credo che chi più chi meno abbiano avuto qualche esperienza lavorativa che insomma in cui sei veramente sottopagato e non riesci a tirare a fine mese. Io mi rapporto quotidianamente anche con tante famiglie che anche magari in 3 o 4 persone fanno fatica a fare la spesa, quindi sicuramente parlare di un salario di 9 euro all'ora a volte addirittura significa raddoppiare quello che prende una persona e ci rendiamo conto che può far gola. Dall'altra parte crediamo anche che bisogna fare una riflessione mirata, più profonda, perché vengono coinvolte ovviamente le aziende. Sì, Alessandra, non ti sentiamo più. Forse sei in un punto dove non prende, chiedo alla regia, chiedo a Roberto, che saluto, di ripristinare il collegamento con Alessandra. Alessandra, sì, ora sì, non ti abbiamo più sentita. Sì, adesso sono vicino alla finestra, un po' meglio. Prego. Scusatemi, no, dicevo che ovviamente 9 euro significa a volte raddoppiare il salario
di molte persone che lavorano umilmente, con dignità e con impegno tutti i giorni, quindi capiamo che può far gola, ma dall'altra parte ci sono anche le imprese. La coperta è un po' corta, bisogna stare attenti, è un provvedimento delicato, noi crediamo che prima di tutto bisogna intraprendere la strada per tagliare le tasse, perché sicuramente anche queste, se iniziassero a essere un po' meno sulle spalle degli italiani e dei lavoratori, favorirebbero un approccio migliore, insomma, anche economico, di sviluppo del mercato, Certo. anche insomma economico italiano. Ecco. Senti Alessandra, ieri leggevamo una notizia in un paese, no, Veniano, giusto, in provincia di Sì, Como, è vicino a Como, no? sì, purtroppo ogni tanto capitano questi fatti drammatici, Sì. è coinvolto un ragazzo giovanissimo e anche la persona che ha commesso quest'atto, che per un futile motivo, pare addirittura per uno schizzo d'acqua dalla fontanella, questa persona che era presente a una festa di paese con moglie e figli, Sì. una persona di 41 anni, ha reagito in un modo insomma violento e gravissimo, ha estratto un coltello e ha accoltellato questo ragazzo che gli ha schizzato l'acqua. Così pare, naturalmente le indagini sono ancora in corso, la persona è stata arrestata, la polizia scientifica sta facendo tutti i rilievi del caso, ma sembra proprio che si tratti di questa situazione per futili motivi. Sì. Spesso le reazioni delle persone possono essere veramente inaspettate e gravi. Insomma. Assolutamente sì. Alessandra, prima di arrivare a farti la solita domanda del martedì, che VIP insomma hai avvistato a Como, perché ormai siamo nel periodo estivo, quindi Certo. mi riservo questa domanda come ultima. Volevo chiederti, insomma, in questi giorni c'è una bufera sul CSM, sul Consiglio Superiore della Magistratura. Conte dice la maggioranza dei giudici è onesta. La riforma della giustizia sarà meditata bene, ma ti chiedo, sulla riforma della giustizia cosa insomma bisognerebbe fare? Ma sicuramente diciamo che ancora, ma non lo diciamo solo noi, lo dicono anche i cittadini, c'è molta commistione tra la politica e il percorso insomma della magistratura. In qualche modo bisogna dare delle risposte più chiare. È chiaro che qui c'è di mezzo una situazione che avete sentito tutti, si tratta di intercettazioni telefoniche per delle nomine, coinvolto un politico del PD, sono coinvolti diversi magistrati che si sono dimessi, una cosa gravissima perché il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo importante e a capo ne è il Presidente della Repubblica, che in questi giorni per ora non si è espresso, ma ci auguriamo tutti che poi si prenda le sue responsabilità e ci dica qualcosa in merito, perché Sì. è chiaro che bisogna andare nella direzione per cui questi fatti non devono più accadere. È chiaro anche che ci sono tanti ottimi magistrati che operano e sono onesti, ci mancherebbe altro. È chiaro altrettanto che qualche volta forse questo rapporto molto stretto con la politica può causare dei danni ancora più grossi, perché poi un cittadino che deve essere giudicato può insomma avere dei dubbi anche su quello che gli succede o essere un pochino, come leggevo insomma che diceva Conte, disorientato. Ecco, benissimo. Alessandra, prima appunto della domanda, iniziano gli esami di maturità domani, no? Domani 19 giugno, per alcuni, per altri no, e poi è stata molto condivisa, insomma, sul web una circolare del preside dell'Istituto Comprensivo di Settimo Milanese, che ha invitato, insomma, i ragazzi a riposarsi, a lasciare il cellulare nel ghiaccio e anche a pulire le spiagge. Tu che ne pensi? Cosa dovrebbero fare secondo te i giovani nel periodo estivo? Solo studiare o no? Ma no, solo studiare no, penso che non l'abbia fatto nessuno, neanche tu, neanche io. Dal 20 Credo agosto, dal 20 agosto. Ecco, il libro era sotto la testa per prendere il sole qualche volta, però sicuramente secondo me è un richiamo al senso di responsabilità, perché al giorno d'oggi non è solo una questione di studiare sui libri, secondo me, non so se tutti condividono, ma c'è anche una parte di rapporto civile, di convivenza civile che bisogna ritrovare
ritrovare, riscoprire. E quindi, ma forse anche questo mi viene in mente di questo preside, a parte essere un'iniziativa creativa che posso anche condividere, è anche carina, però anche il fatto di fare un richiamo forse a qualche movimento, anche tipo il Friday for Futures, insomma, dell'ambientalista, che in questi giorni spopola, soprattutto, guarda, io sotto il mio ufficio a Como, tutti i venerdì ci sono questi ragazzi carini, semplici, eccetera, che sono ragazzi delle superiori, ma ricevono la visita ogni venerdì delle scuole elementari, medie, a volte ci portano anche bambini dell'asilo che fanno i disegnini, non so, non buttare la bottiglietta per terra, stai attento quando stampi troppe cose, no? Con la carta, non usare sempre l'elettricità, il telefono, la macchina, insomma sono piccoli segnali che ci fanno capire che dai più piccoli ai più grandi magari ci sono delle piccole abitudini che tutti quanti possiamo migliorare e intraprendere anche andando al mare in vacanza. Certo. Allora Alessandra, chi c'è a Como? Chi VIP hai intravisto oppure insomma è venuto a fare visita in questa bellissima città? Qui ti do soddisfazione piena perché mentre il nostro Matteo Salvini è andato in America, sta per arrivare in realtà in questi giorni Obama con la moglie Michelle, quindi diciamo siamo proprio al top e nella villa di Clooney si ritroveranno tutti per cene lussuose e mi auguro anche per vedere il nostro bellissimo lago. Ieri c'è stato anche un evento importante di privato, però sempre sul lago di Guess, che è una marca, insomma, di un'azienda, e poi abbiamo avuto un altro evento bellissimo al quale io ho partecipato, era la gara per il panino più lungo farcito di Nutella. Benissimo. Come mai di Nutella? Così. Perché la Croce Rossa festeggiava i suoi 155 anni, volevano arrivare a fare 155 metri in collaborazione naturalmente con un istituto formativo che è anche inclusivo e insomma si occupa molto di ragazzi nella nostra città e anche un fornaio locale. Hanno iniziato dalla piazza del Duomo fino alla piazza Cavour che arriva sul lago, questi tavoli attaccati uno lungo l'altro con un forno che in continuo cuoceva la baguette. Non sono arrivati purtroppo al 155 ma al 132. Senti, ma qual è la festa principale, no, di Como? Un giorno Santa Bondio, il 31 di agosto, quindi una bellissima festa. Ecco, quindi proprio in estate inoltrata, diciamo. Sì, sicuramente da lì facciamo poi, ti invitiamo. Grazie. Ecco. Grazie, va bene. Allora Alessandra, grazie mille come al solito per essere stata qui, per la tua simpatia. Grazie a tutti, un bacio a tutti. Ci sentiamo prossimamente in radio. Martedì. Ma certo, avanti tutta, ciao a tutti, un bacio. Ciao, grazie mille. Allora, leggiamo le ultime notizie. Platini in stato di fermo per l'assegnazione dei mondiali 2022. L'ex presidente della UEFA è stato fermato ieri dalla polizia di Parigi nell'ambito dell'assegnazione della Coppa del Mondo al Qatar. Una notizia poi che riguarda i migranti. Il Consiglio d'Europa dice bisogna dare subito un porto sicuro alla Sea-Watch. I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia perché i fatti dimostrano che non è un paese sicuro. Lo ha affermato il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, chiedendo che alla Sea-Watch 3 sia indicato tempestivamente un porto sicuro che possa essere raggiunto rapidamente. Il commissario si dice quindi preoccupato per l'atteggiamento del governo italiano nei confronti delle ONG. Una notizia di cronaca: un uomo ucciso a fucilate nel Cagliaritano, è stato fermato un sessantenne. E poi una notizia che riguarda la valanga in Pakistan: sono tutti salvi gli alpinisti italiani rimasti bloccati a 5.000 metri. La valanga ha provocato una vittima e alcuni feriti, tra i quali il capo della spedizione, il vicentino Tarcisio Bellò. Un'altra notizia che riguarda
dalla Banca Centrale Europea, Draghi dice il quantitative easing ha ancora spazio considerevole. Lo ha detto Mario Draghi al simposio delle banche centrali a Sintra in Portogallo. Allora, chiediamo alla regia, Roberto, se ci sono telefonate. Vi ricordo comunque il numero per intervenire in diretta, perché tra poco c'è Giulio con Luca Dauria. Il numero è lo 0266 20 35 29. Vi ricordo anche il numero per mandare sms, che è il 346 64 277 56. Vediamo se ci sono in questo momento degli sms. Vediamo un attimo se riusciamo ad aprire la pagina WhatsApp. Intanto buongiorno Luca. Buongiorno. Buongiorno Giulio. Ciao Antonio, buongiorno a te. Tra poco poi dovrebbe essere con noi anche il sottosegretario alla giustizia, Sì. Jacopo Morrone. Mhm. Abbiamo sentito stamattina velocemente in rassegna stampa sui fatti ultimi delle indagini relative alla vicenda Palamara, però poi lo sentiamo alla luce invece di considerazioni più generali di riforma dell'ordinamento giudiziario sotto alcuni punti di vista particolari, cioè la nomina dei magistrati e la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, che è il recupero di una proposta di riforma costituzionale che era stata presentata durante la 14ª legislatura, cioè tra il 2001 e il 2006, da due senatori del Pennino e compagna, di cui poi ci parlerà anche Luca Dauria. Ok, Ci ha allora arrivato all'epoca credo la relazione introduttiva e il testo di riforma. Insomma, la relazione e il testo, e poi ovviamente i senatori si sono occupati del deposito in Senato del disegno di legge. allora andiamo in pausa e ci risentiamo tra pochissimo.
come detto prima, insieme ad Antonio Verna, con noi c'è Luca Dauria, che saluto. Buongiorno Luca. Buongiorno. E in questo caso sei qui in veste anche di estensore, o comunque avevi curato per conto dei due senatori del Pennino e compagno, come dicevo poco fa, nella 14ª legislatura, cioè negli anni che andavano dal 2001 al 2006 sostanzialmente, di una proposta di riforma, di modifica di un paio di articoli, anzi di più di un paio di articoli della Costituzione, insomma sì, comunque di modifica costituzionale, un paio di punti in tema di nomina dei vertici della magistratura e modifica della composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, che sono questioni che sono tornate di attualità con le recenti vicende relative a Palamara, le intercettazioni, il Trojan Horse. Mi piacerebbe anche sentire la tua opinione da avvocato sull'utilizzo di questi Trojan, di questi virus spia, diciamo così, spia molto più poderosi di quelle che non fossero anche le intercettazioni di una volta. Comunque, al di là di questo, allora il punto è, ci si occupa, è venuto fuori, visto che non è una novità, in questa radio avevamo dialoghi di 12 anni fa relativi ad altre inchieste del PM Woodcock dell'epoca, che erano dialoghi molto chiari sul peso delle varie correnti della magistratura, in quel caso in tema di spartizione di posti non ai vertici delle procure, come viene fuori da questa storia di Palamara, procura di Roma e altro, ma spartizione sempre sulla base dell'appartenenza correntizia, sempre col bilancino da farmacista, una a te, due a me, via dicendo, secondo del peso, tra le correnti della magistratura, dei posti all'interno dei ministeri. Era quello che il nostro amico Maurizio Bolognetti aveva definito la Pax Mastelliana, la spartizione, diciamo così, dei posti all'interno delle istituzioni, un passo in più. Quindi oggi ci si meraviglia che Lotti e Ferri parlano con Palamara, ma avevamo già ampiamente documentato che non solo parlavano con Palamara, parlavano con Oliviero di Liberto, il ministro della giustizia, e con tutti gli altri, Mastella e via dicendo, in ordine all'affidamento di incarichi all'interno dei ministeri. Anche quello era un altro frutto, diciamo così, un'altra mira delle correnti della magistratura. Allora, intanto tra poco credo dovrebbe essere con noi il sottosegretario Morrone, che in questo periodo si è stata ribadita la necessità di una riforma della giustizia anche dallo stesso Salvini, dallo stesso Di Maio. Oggi in un'intervista sulla Verità dice che bisogna fare la riforma della giustizia, questa è la P2 del PD, dice Di Maio in relazione a quest'ultima vicenda. Però partiamo dall'inizio, Luca. Tu ti sei occupato di questa riforma in anni, sostanzialmente viene fuori anche quello che dicevo prima, che da quegli anni là non è cambiato assolutamente nulla in tema di, anzi forse potremmo fare un passo indietro, perché giustamente nella relazione introduttiva si parte dall'Assemblea Costituente, no? Cioè dal 1946-47. E il problema che si ponevano i padri costituenti era relativo a questioni che sono ancora oggi non risolte, se vogliamo, no? Perché questo che sta accadendo ci mette in luce che cosa? Che ci sono punti da modificare, da risolvere. Allora, i criteri di selezione dei magistrati, la garanzia di indipendenza dei giudici, il pericolo che la magistratura sia una casta. Tutto questo era già emerso in sede di discussione in Assemblea Costituente, così come erano emerse, prima che la Costituzione italiana fosse elaborata e approvata, perplessità sul fatto che il concorso fosse l'unica forma di accesso alla magistratura, no? Perplessità e dubbi anche su un altro punto, cioè sul fatto che la nomina dei capi degli uffici giudiziari fosse di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura esclusivamente. Nella relazione introduttiva mi permetto di citare alcune opinioni di illustri padri della patria e costituenti, perché mi hanno colpito leggendo la relazione introduttiva. Per esempio Piero Calamandrei, che tutti conoscono, esponente di spicco e capogruppo in Assemblea Costituente del Partito d'Azione, no? Quindi pensiero laico, dice a un certo punto: sarebbe auspicabile introdurre il principio della eleggibilità dei magistrati. I presidenti delle corti di appello dovrebbero essere eletti o quantomeno designati dai magistrati del distretto, e questo principio, se accolto, dovrebbe essere sancito dalla Costituzione.
Leone, no? Diventerà Presidente della Repubblica, esponente della Democrazia Cristiana, propone invece di far nominare i capi delle corti periferiche dal Consiglio Superiore della Magistratura, demandando la nomina dei capi della Corte Suprema, primo Presidente e Procuratore Generale, al Capo dello Stato, su designazione o del Consiglio dei Ministri o del potere legislativo, quindi del Parlamento. Ma la posizione forse più interessante è quella del Partito Comunista Italiano all'epoca di quei dibattiti, no? Perché diversi esponenti, compreso anche Togliatti sostanzialmente, che parla di CSM, vedremo poi in che termini, ma insomma la posizione del Partito Comunista con Terracini, con Gullo, con esponenti di primissimo piano è la seguente. Terracini per esempio dice che sarebbe stato lieto se avesse potuto ottenere che almeno per i primi gradi della magistratura si fosse introdotto il principio elettivo e notava al riguardo che negli stati dove c'è una magistratura elettiva e non solo nei gradi più bassi, la questione del requisito di una cultura generale e non solo tecnica non ha mai rappresentato un ostacolo, perché per fare il magistrato sono necessarie altre doti che non quelle che vengono sostanzialmente sancite da un semplice concorso. Quindi l'elezione. E l'onorevole Gullo del PC osservava che i magistrati, all'epoca della discussione già in Assemblea Costituente, avevano fatto distribuire a tutti i padri costituenti uno stampato nel quale si diceva che i magistrati volevano insomma che la scelta avvenisse solo a mezzo di concorso nazionale per esami, perché questo avrebbe conferito ai magistrati la qualità di rappresentanti sia pure indiretti del popolo, no? Quindi dice, guardate, i magistrati ci hanno fatto pervenire questa loro richiesta che l'accesso alla magistratura avvenga soltanto per concorso. È veramente strano, diceva l'onorevole Gullo, Partito Comunista Italiano, pensare che basti un concorso per essere rappresentanti del popolo italiano. Che cos'è il concorso? Alcuni esami, anche difficili, ma non insuperabili. Sappiamo tutti cosa sono gli esami, ma anche a considerare che il concorso sia uno strumento di scelta perfetto, bisogna chiedersi cosa si accerta attraverso il concorso? Al massimo la capacità dottrinale, ma basta essere colti per essere giudici? Il fatto che concorre a mostrare cosa possa voler dire incamminarsi verso la creazione di una casta, di un ordine chiuso, è il mostrare cosa possa, è il fatto che concorre a mostrare cosa possa voler dire incamminarsi verso la creazione di una casta è lo stile atteggiamento che hanno assunto i magistrati di fronte al profilarsi della possibilità di fare ricorso a una magistratura elettiva. Cioè il Partito Comunista diceva che questi magistrati vogliono accedere solo per concorso alla professione di magistrato, sono ostili perché sono una casta e un ordine chiuso alla magistratura elettiva. Perché non dovrebbe pensarsi a una magistratura elettiva? Perché non dobbiamo affermare nella Costituzione che la magistratura può anche avere come sua fonte la elezione? Insomma, il Partito Comunista si poneva il problema della democraticità e della rappresentanza, o meglio, della funzione giudiziaria, no? Certo, certo. E a questi possiamo aggiungere qualcosa che secondo me è sempre molto utile per far capire che da noi, cioè in Italia, c'è questo mito, perché è veramente un mito, della magistratura che deve stare fuori da tutto, no? Quando in realtà il magistrato è nel momento in cui intervengono delle cariche è inevitabilmente un soggetto con delle dinamiche politiche e in più il pubblico ministero, ancorché faccia parte della giurisdizione, opera direttamente dal punto di vista politico perché interviene nel crime control, cioè nella gestione della sicurezza dello Stato. Quindi la funzione è politica. E allora nel mondo esistono sostanzialmente 2 o 3 modelli di questo e nessuno è corrispondente a quello italiano, perché il modello inglese è il più particolare di tutti, perché non esiste una carica di magistrato, come non esiste una carica specifica di avvocato, cioè c'è il barrister che è un tipo che è laureato in legge, poi fa una speciale scuola. Dal barrister escono i più anziani, fanno i giudici,
gli altri fanno gli avvocati e poi nell'85 un gruppo di barrister, diciamo specializzato, è diventato il Crown Prosecution Service, cioè il pubblico ministero, ma è l'opposto della separazione. Cioè la cultura della giurisdizione che tanto in Italia viene sventolata per garantire il modello attuale, cioè quello di casta, nel paese a democrazia più antica, 1600, è esattamente l'opposto. Cioè la giurisdizione, se c'è come valore, come cultura, come funzione, allora deve essere condivisa da tutti gli operatori. Poi nel momento in cui si trovano al processo ognuno ha la sua posizione. Negli Stati Uniti c'è ancora un modello diverso, perché intanto c'è quello federale e quello statale e sono diversi. Alcuni giudici sono eletti, diciamo dall'alto, alcuni giudici sono votati in elezioni popolari come da noi vengono eletti politici. E poi c'è il modello francese, in cui i giudici fanno parte, diciamo, dell'alta scuola della pubblica amministrazione, come fosse il nostro concorso, diciamo. Ma poi il pubblico ministero, avendo quell'attività tipicamente pubblica, politica, di incidere sulla società, è alle dipendenze della politica. Ma dipendenze non vuol dire che il pubblico ministero deve fare quello che dice la politica, e che deve essere efficiente come il politico, e se alla fine del suo mandato non lo è stato, addio, non viene più rieletto. Io di questo, ai tempi in cui fu presentato questo progetto di legge, ne parlai anche in maniera scherzosa con dei magistrati molto importanti dell'ufficio del pubblico ministero di Milano, e io dissi a loro: ma voi che siete indubbiamente i migliori, perché in Italia trainate, siete voi il traino, e ancora oggi lo vediamo, no? Qual è l'ufficio giudiziario non toccato dagli scandali? Quello di Milano, tant'è che il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati è stato preso da Milano, il dottor Poniz. Benissimo, ma allora dovreste essere i primi a richiedere qualche cosa in più. Perché? Perché siete capaci di non nascondervi dietro, citiamo Nietzsche, una morale da pecora che per tutelare tutti alla fine va a tutelare i peggiori, perché i migliori resterebbero migliori sia eletti che non eletti, anzi forse sarebbero ancora migliori se eletti, perché avrebbero ancora più forza all'interno delle procure e potrebbero veramente gestirli. Poi è chiaro che l'elezione o la nomina, ma questo non ha nulla a che vedere con l'attività, questo è veramente un mito, ma un mito di quelli deprecabili. Il fatto che l'essere legati o essere in un determinato ruolo in virtù di un'elezione o di una nomina importa poi di dover fare delle scelte di un certo tipo, anche perché l'abbiamo visto che così è, ma nella notte si ritrovano all'Hotel Champagne dietro il Consiglio Superiore della Magistratura. E allora, tutto sommato, io piuttosto dell'Hotel Champagne credo che sarebbe molto meglio dire: io sono di una certa corrente, ritengo che oggi si debba porre in quel centro l'attenzione alla giurisdizione in un determinato settore. Io sono di un'altra e ritengo un'altra. Ciò non toglie che ovviamente l'omicidio, la corruzione, la riduzione in schiavitù, la violenza sessuale sono perseguiti da tutti allo stesso modo. Ma come ci sono oggi delle priorità negli uffici giudiziari, perché queste priorità non debbono essere fatte conoscere al cittadino in una società che tende e vuole essere più trasparente?
Allora, entriamo nel vivo della proposta, no? Cosa si propone allora per il reclutamento dei magistrati? Che strada si propone nella proposta di legge in questione per il reclutamento dei magistrati? Allora, Poi parliamo del CSM, perché anche lì c'è stato un dibattito interessante. Allora, no? Perché per esempio sia Leone, sia Calamandrei, sia Togliatti vedevano un CSM, un Consiglio Superiore della Magistratura, nominato, o meglio, eletto ampiamente anche dal potere legislativo, no? Sostanzialmente in ragione di metà e metà. No? Quindi Togliatti definì il CSM un organismo che assume una funzione di antidoto alla completa autonomia del potere giudiziario come tale. Invece il CSM è sempre stato dipinto come il supremo garante della cosiddetta indipendenza dei magistrati. No? Ecco, quindi secondo Togliatti il Consiglio Superiore doveva essere formato per metà da magistrati e per metà da componenti eletti dal Parlamento, no? Il che, diceva lui, avrebbe acuito, avrebbe aumentato il prestigio della magistratura e non diminuito. Poi prevalse alla fine invece l'emendamento Scalfaro, che è diventato la Costituzione attuale, quello che poi sarà il capo dello Stato, Scalfaro, 2/3 di magistrati eletti dalla magistratura, 1/3 dal Parlamento. Ma insomma, anche in tema di elezione del CSM si poneva questa questione, diciamo, della funzione di antidoto, come diceva Togliatti, appunto alla completa autonomia del potere giudiziario. Allora, anche se questa proposta che mi ha tanto appassionato nello scriverla per i senatori che abbiamo citato, potrebbe sembrare rivoluzionaria e folle, in realtà è assolutamente una proposta non solo ragionevole, ma anche molto cauta. Faccio un esempio. Il CSM in questa riforma dovrebbe essere costituito per 1/3 da eletti dai magistrati, ok? Per 1/3 dal Parlamento, tra professori universitari in materia giuridica e avvocati, e per 1/3 dal Presidente della Repubblica tra i candidati aventi i medesimi requisiti stabiliti per i componenti del Parlamento o dai magistrati ordinari. Quindi non è metà e metà, come dicevano Togliatti e Leone. Ma molto di più. Qui potrebbe esserci, se il panel fosse, diciamo così, i magistrati si garantiscono 1/3, ma sugli altri 2/3 i magistrati potrebbero fare il pieno, perché non ci raccontiamo che non vi sono professori universitari che certamente hanno anche idee molto vicine a quelle della magistratura. Per cui questo non solo non è rivoluzionario, ma è migliorativo delle proposte che il CSM potrebbe ricevere da tutte le componenti degli operatori della giustizia e del diritto, e per nulla far venir meno il ruolo importante dei magistrati. Starebbe chiaramente a chi deve essere nominato sapersi proporre con una linea ben precisa, perché con questa composizione 1/3, 1/3, 1/3. Ecco, cosa cambierebbe rispetto all'attuale? Cambierebbe che nessuno avrebbe la maggioranza e quindi si dovrebbero costituire, che ne so, delle cordate, delle coalizioni alla luce del sole, che sarebbero certamente quelle più interessate agli interessi generali della nazione e della gestione della giustizia della nazione. Perché? Perché con 1/3, 1/3, 1/3 è il modo migliore per spaccare un organo, ma per creare a sua volta un organo più forte nel momento in cui esiste una maggioranza, no? Cioè, questo per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, che manterrebbe i suoi compiti, però. Totalmente identici. Tutti. Allora, questa riforma non prevede rivoluzioni nei compiti e non prevede rivoluzioni nella modalità attraverso la quale il soggetto diviene magistrato, cioè il concorso. Questa riforma prevede una modifica della composizione del CSM e una modifica, un modo completamente nuovo per l'assegnazione
dei ruoli di dirigente di alcuni uffici giudiziari. Questo è l'altro aspetto, no? Oltre ai nuovi criteri di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, si ipotizzano nella proposta di riforma 2 nuovi tipi di reclutamento. Sì, cioè, allora, sostanzialmente il primo per i vertici, il CSM viene eletto in un terzo. E continuerebbe a stabilire come oggi Luca D'Auria diventa magistrato, va a Voghera. Giulio Cainarca viene eletto giudice del lavoro e va a Canicattì. Perfetto. I vertici degli uffici, che sono quelli che danno l'indirizzo all'ufficio, anche oggi, pensiamo a quante volte si dice che gli uffici giudiziari hanno un indirizzo politico, ma per forza hanno un indirizzo politico. I reati, per esempio, contro la persona hanno una strada privilegiata, gli infortuni sul lavoro hanno una strada privilegiata. Questo chi lo sceglie? Lo sceglie il procuratore capo coi suoi sostituti. Ora, qual è l'idea? Che tutto questo venga raccontato alla gente, perché oggi non è più possibile che la gente non abbia il racconto di ciò che accade, chiamiamolo nel palazzo, no? Secondo una vecchia dizione. E allora, i capi degli uffici giudiziari locali eletti, solo i capi. Procuratore capo di Milano, procuratore capo di Napoli, di Brescia, di Roma, di Teramo e di Pignatone, Voghera. insomma. Pignatone, eletto, dopo che ha presentato una sua idea di gestione della giurisdizione. Eletto dai cittadini, certo, sì, non certo. dai magistrati. No, eletto dai cittadini. Elezione popolare, insomma. Popolare, a suffragio universale, il tanto amato suffragio universale, che però i magistrati non amano quando riguarda loro. Invece gli uffici gestionali, giudiziari centrali, cioè la Corte di Cassazione, visto che il presidente del CSM è il capo dello Stato è, diciamo così, l'indirizzo e il nume tutelare della nostra Carta fondamentale, cioè della Costituzione, e la Corte di Cassazione ha un ruolo, assieme alla Corte Costituzionale, di messa in atto dei principi della Cassazione, della Costituzione e delle norme specifiche che derivano dalla Costituzione, codice civile, codice penale e via andare. Quegli uffici giudiziari centrali, primo presidente della Cassazione, procuratore generale presso la Cassazione, dovrebbero essere nominati dal capo dello Stato. Così si unirebbero le due istituzioni, chiamiamole così, più alte che la nostra Costituzione ha stabilito come architravi della Repubblica, cioè il capo dello Stato da una parte e la gente, il popolo dall'altra. Allora, ci sono 2 messaggi, sì, credo. Allora, uno è rivolto a te, Giulio, dice questo nostro ascoltatore. Giulio il numero 346 64 27 756 per chi vuole intervenire, poi tra poco ci sarà con noi il sottosegretario Morrone. E apriremo anche le linee più tardi 02 66 20 35 29. Scusa Antonio, prego. Giulio Cainarca prova a leggere chi è e guarda cosa è diventato. Sempre a proposito di magistratura, gli albori, personaggio molto discutibile per i poteri conferitogli. Elio da Novara manda una foto di Gaetano Azzariti, che a sinistra parla con Nicola Picella, che è stato ministro di Grazia e Giustizia dal 28 luglio 1943 al 15 febbraio del 1944. Poi c'è un altro ascoltatore che ci chiede, vediamo un po', se veramente il popolo è sovrano, spetta a lui assumere i magistrati e stabilire gli stipendi. Claudio. Allora, a proposito di sovranità, allora, per riassumere, per i vertici degli uffici giudiziari centrali, primo presidente della Corte di Cassazione, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, la nomina dall'alto, del capo dello Stato, sentiti i presidenti di Camera e Senato e il Ministro di Giustizia. Per gli uffici giudiziari locali, le varie procure, appunto, elezione dal basso a suffragio universale. Solo dei capi, Dei capi degli uffici. Gli altri
con le nomine e le assegnazioni del CSM. Ecco, questa scelta da parte dei cittadini direttamente, dei vertici degli uffici, si argomentava nella proposta in questione, dovrebbe comportare una sorta di circolo virtuoso per cui, responsabilizzando i vertici, ci sarebbe una migliore efficienza anche dei singoli uffici, pur mantenendo il reclutamento di tutti gli altri magistrati mediante concorso, perché quello non si abolisce, no? C'era una notazione anche che era interessante, che fa riferimento a un altro articolo della Costituzione che parla della pubblica amministrazione, dei pubblici uffici, che devono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Ecco, nella relazione tu mi ricordavi che questa disposizione, diciamo, è sempre stata considerata non riguardante la magistratura, l'organizzazione giudiziaria. Perché l'organizzazione giudiziaria si è sempre reputata qualcosa di diverso dai pubblici uffici? Perché... È curiosa sta cosa, no? Sì, certo. Ma questa cosa poi ha delle ripercussioni nel codice di procedura penale del tutto particolari, perché pensate che c'è una norma del codice di procedura penale che dice che il pubblico ministero, in virtù dell'articolo 97 della Costituzione, cioè dell'imparzialità dei dipendenti pubblici, bene, il pubblico ministero deve indagare e mettere a disposizione anche della persona che viene sottoposta all'indagine, al processo, di tutti gli elementi a lui favorevoli. Pensiamo un po' a tanti procedimenti giudiziari di cui abbiamo parlato anche qui con te, Giulio, quanto l'ufficio del pubblico ministero si sia reso disponibile a offrire le prove a favore della difesa. Sì, certo. Quindi quanto viene messo in pratica, perché per evitare di fare l'uomo, la giustizia e il diritto astratti, come viene cantato in qualche trasmissione di radio di RPL, per evitare quello bisogna guardarlo in concreto, e in concreto succede questo. Succede che se i reparti scientifici specializzati nominati dal pubblico ministero non riscontrano elementi di prova scientifici, DNA o altro, nei confronti di un indagato sul luogo del delitto, il pubblico ministero si oppone a che questi siano citati al dibattimento. Perché? Perché dovrebbero portare evidentemente un dato favorevole per la difesa. Quindi nel concreto queste cose diventano fondamentali, questa responsabilizzazione dell'ufficio giudiziario. Ci sono poi altri punti, ma dopo la pausa li percorriamo, che sono anche interessanti nella proposta, a complemento di questi due principi sul CSM e sui due nuovi tipi di reclutamento degli uffici giudiziari, i vertici e degli uffici giudiziari, centrali e locali. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno.
Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. Allora, rieccoci in studio con Luca Dauria, l'avvocato Luca Dauria, con il sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone che ci ha raggiunto, grazie. Morrone, buongiorno a tutti. Ci risentiamo, si parla di riforma della giustizia, no? Come un punto fondamentale, l'ha ribadito oggi dopo che lo ha messo in luce Matteo Salvini più volte negli ultimi giorni, anche Luigi Di Maio in un'intervista di stamani alla Verità, prendendo spunto dai fatti di cronaca. Allora, qui abbiamo sotto mano, e di questo discutavamo stamani, una ormai vecchia proposta di 15 anni fa, presentata nel 2004, l'avvocato Luca Dauria ne curò la stesura e la relazione introduttiva della quale abbiamo parlato, dove si prevedono sostanzialmente nuovi criteri di nomina dei vertici della magistratura e la modifica della composizione delle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Tutte questioni di grandissima attualità, no? Alla luce delle vicende che abbiamo letto e leggiamo sui giornali. Si reintroduce un concetto che è quello dell'elezione dal basso a suffragio universale da parte di tutti i cittadini dei capi degli uffici giudiziari locali, mentre per quanto riguarda gli uffici giudiziari centrali la nomina rimane in capo al capo dello Stato. Non entro nel dettaglio più di quanto non abbiamo già fatto. Viene superato il principio per cui il Consiglio Superiore della Magistratura è eletto per 2/3 dai magistrati. Viene stabilito il principio un terzo dai magistrati, un terzo dal Parlamento, un terzo dal Presidente della Repubblica sostanzialmente. Aggiungo, a proposito di tempi del processo, si introduce il principio della perentorietà dei termini processuali già fissati dal codice, cioè devono essere perfettamente rispondenti a quelli che già prescrive il codice, l'abolizione e il superamento dell'obbligatorietà dell'azione penale. E poi, per quanto riguarda l'esposizione mediatica dei magistrati, viene previsto che solo i vertici degli uffici nominati dal Presidente o eletti dal popolo abbiano potere di esternazione sui media, no? Dell'attività del proprio ufficio. Tante altre cose di dettaglio di cui parleremo, però io volevo capire dal sottosegretario Morrone, il quale è a conoscenza di questa proposta, l'ha letta, l'ha guardata, se ci sono spunti interessanti secondo il suo punto di vista in tema di riforma della giustizia, che mi pare di capire che è una delle questioni all'ordine del giorno dell'attività del governo e della maggioranza, no? Sì, sicuramente la riforma della giustizia è uno dei punti all'ordine del giorno e quindi su cui stiamo già lavorando insieme ai colleghi, insieme al Ministro Bongiorno, insieme al Ministro Salvini e a chi si occupa di giustizia in generale. Ovvio che mi piace subito affrontare alcuni temi, quello dei tempi del processo. Non è possibile che nel 2019 ci siano processi o si possa impiegare anche 6, 7, 8, addirittura 10 anni per avere un responso in giudizio di primo grado. Ecco, quindi dobbiamo sicuramente accorciare i tempi. Per accorciare i tempi ha fatto una vera e propria riforma, ma va investito anche su quello che è il capitale umano della giustizia, e questo lo stiamo facendo perché 609 magistrati ordinari, 3.000 siti giudiziari, nuove forze di polizia, nuove forze dell'ordine vanno ad incrementare, aumentare e migliorare quello che è appunto il servizio di giustizia
che non si migliora cambiando una semplice norma, ma si modifica e si migliora aggiustando quello che è un sistema, andando a intervenire su diversi aspetti. Uno fra tutti è quello appunto del capitale umano, e lo stiamo facendo. Altro punto di vista poi per quanto riguarda la immediatità, io sono completamente d'accordo, sono a favore dei procedimenti, dei processi in tribunale, non dei processi mediatici, perché spesso e volentieri si rischia di andare a rovinare determinate vite. Quando uno ha a che fare con la giustizia è un momento particolare della propria vita, quindi un momento, se vogliamo, anche complesso, difficile, e spesso e volentieri avere un processo prima mediatico e poi giudiziario non aiuta, non facilita quello che sia la persona o chi in quel momento si serve della giustizia, quindi sicuramente prima un processo giudiziario e poi un processo mediatico, quindi anche della riservatezza di quelle che sono determinate informazioni, la riservatezza che dovrebbe essere così, ma spesso e a volte purtroppo non lo è, di determinate intercettazioni, quindi preservare quella che è la libertà, quella che è la dignità anche umana delle persone, soprattutto quando ci sono anche dei dati sensibili che spesso e volentieri appaiono sulla stampa, quindi anche perché spesso e volentieri c'è anche un'enfatizzazione di quelle che sono determinati momenti, determinate casistiche. Quindi sicuramente la riforma della giustizia passerà appunto aumentando il capitale umano, riducendo i temi dei processi e trasformando quello che è il servizio sempre più un servizio di alto livello. Poi naturalmente ci sono gli organi istituzionali che vanno, come si è detto prima, CSM e quant'altro. È un momento abbastanza delicato, dove io preferisco in questo momento qui non dire nulla, semplicemente stare a guardare, lasciando che la giustizia faccia il suo corso per capire se quelle che sono informazioni che sono uscite sulla stampa, in alcuni casi anche molto spiacevoli, che in alcuni casi rovinerebbero quella che è l'immagine della giustizia. Noi vogliamo sicuramente dare un volto nuovo, dare credibilità a quello che è il sistema giustizia, perché è un servizio per i cittadini, quindi io in alcuni casi equiparo quello che è il sistema giustizia al sistema sanitario, quindi più il sistema giustizia è vicino e confortevole e consono per i cittadini, più sicuramente i cittadini viene apprezzato, ecco, e viene a maggior gradimento. Morrone, una curiosità, abbiamo citato prima il fatto che quando si discuteva della nostra Costituzione in Assemblea Costituente, il Partito Comunista dell'epoca era fortemente convinto che il principio della elezione da parte del popolo dei magistrati fosse un principio democratico. Questa proposta da cui abbiamo preso lo spunto lo reintroduce. La Lega anni fa aveva proposto l'elezione diretta dei pubblici ministeri, dei magistrati. Ecco, il principio, adesso al di là del caso specifico di come è configurato in questa proposta, ma il concetto di nomina di alcuni uffici giudiziari, perché anche questa proposta da cui prendiamo le mosse non è che fa nominare tutti i magistrati dal popolo, però i vertici degli uffici giudiziari locali sì, cioè la Procura di Milano, di Napoli, di Brescia e via dicendo. Questo principio è considerato nelle riunioni che si vanno facendo adesso per la prossima riforma? Ma guardi, sono prese in considerazione tutte quante le proposte, perché in ogni proposta ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Qualsiasi tipo di riforma va fatta coinvolgendo quelli che sono gli operatori del diritto, perché penso sia necessario coinvolgere gli stessi magistrati, coinvolgere quegli stessi avvocati, coinvolgere gli stessi cittadini, in questo caso si fa col consenso popolare o con l'intervento di parlamentari. Quindi io penso che la migliore riforma si possa avere se si coinvolgono tutti quanti gli operatori del diritto, quindi poi tutte quante le proposte sono proposte valide. Quello che ci interessa è che un magistrato sia competente, un magistrato sia imparziale e chi si avvale della giustizia in quel momento ha di fronte a sé una persona che non appartiene non ha un colore politico in particolare, ma una persona di un certo livello che possa giudicarmi senza pregiudizi. Io penso che questo sia quello che richiede qualsiasi cittadino. Poi nel metodo, nel modo in cui ci arriveremo, lo stiamo valutando in queste ore interrottamente, ma prima di dare quella che sarà la posizione della Lega bisogna confrontarsi e poi sarà naturalmente il segretario federale a dire quella che sarà la posizione definitiva della Lega in temi delicati, importanti, ma che ci stiamo lavorando come di attualità, come CSM, come elezione dei magistrati, come sorteggio. Sono tante le ipotesi che vengono tutte da importanti operatori del diritto, esperti del diritto. Ognuna ha una giustificazione, ognuna ha dei pro, ognuna ha dei contro, sicuramente riusciremo a tirare fuori quella che è
la soluzione che avrà un maggior consenso e potrà garantire l'imparzialità e un'immagine sempre più pulita di quella che è la magistratura. Allora, prima di salutarci con il sottosegretario Morrone, voglio dare la parola però a Luca Dauria, che di queste questioni si è occupato a lungo, no? Sotto il profilo, come abbiamo visto, anche di riforma, ma sotto il profilo anche di attività quotidiana in tribunale. Sì. Beh, intanto grazie sottosegretario per il tempo che ha dedicato, anche a discutere questa cosa. Io vorrei solo rappresentare due cose velocissime per il dibattito vostro, se mai potesse essere utile, e per chi ci ascolta. Allora, velocità della giustizia. È vero quello che ha detto lei. Io faccio solo un appunto: non è aumentando il numero dei magistrati che si va più velocemente, ma per esempio in ambito penale decidendo che i termini dell'indagine sono perentori e non solamente ordinatori, cioè se c'è scritto 2 anni nel codice, l'indagine può essere tenuta per 5 anni e non succede niente, è solo inutilizzabile la prova dopo 2 anni. E poi certamente i termini nuovi di prescrizioni, quelle stendiamo un velo pietoso. Seconda cosa, per quel che riguarda la riforma della giustizia, certamente sentire tutti. Io per anni ho lavorato alle camere penali, quindi so bene cosa vuol dire. Però attenzione, oggi la politica, se è politica, perché la politica che fa le leggi deve accettare questa volta di prendere la forza che dovrebbe avere in mano per ridarsela completamente, e credo che la Lega abbia questa forza, e per una volta dire: bene, adesso noi parliamo con tutti, ma alla fine decide la politica, perché nel 48 la forza della nostra Costituzione è stato che ha deciso la politica. E la terza e ultima, nel mondo nostro, quello di cui oltretutto la Lega è portatrice di valori, non è più possibile leggere quello che si sta leggendo in questo periodo, cioè che accordi politici intendo politici interni alla magistratura e non magistrati con politici, interni alla magistratura, gestiscano la spartizione degli uffici giudiziari. Credo che quegli schieramenti politici dovrebbero dirlo ai cittadini, e banalmente i cittadini scegliere quali, come in tutti i paesi occidentali normali, in testa gli Stati Uniti e l'Inghilterra, dove non esiste una magistratura come la nostra. Ecco, sottosegretario Morrone, una sua valutazione su questi punti. Sono tutti punti interessanti. Io immagino, ma non mi immagino, sono certo che sarà la politica a decidere quella che sarà la strada da percorrere, anche perché questo è ciò che compete, quindi con un'assunzione anche di responsabilità, andando incontro a quelle che saranno sicuramente anche probabilmente anche critiche, però naturalmente quando si ricopre un ruolo di governo bisogna avere anche il coraggio di fare delle scelte, ecco. Avendo come obiettivo quello che, come dicevo prima, richiede i cittadini, quindi una giustizia più vicina ai cittadini, con dei termini sicuramente. Sono certo che l'aumento del capitale umano all'interno delle cancellerie non possa risolvere, come si dicevano, i problemi, però comunque può aiutare. Ci sono, ricordiamo, cancellerie che sono sotto organico, ci sono tribunali dove c'è una mole di lavoro importante anche a seguito degli accorpamenti, delle fusioni e delle chiusure di tribunali operate da centro-sinistra o comunque dai governi precedenti. Quindi ci sono in questo momento qui anche situazioni di organico che vanno ripianate, anche perché devono trovare una condizione di lavoro per poter esprimersi al meglio. E dall'altra parte sono certo che, dando sicuramente dei tempi più certi, non solo da parte, io parlo in prima persona, mi trovo così da sottosegretario, da avvocato, quindi quando ci sono dei termini per delle memorie, gli avvocati hanno l'obbligo di rispettarli. Effettivamente in alcuni casi sono giudici bravissimi che svolgono i loro ruoli in brevissimo tempo, ce ne sono altri che a volte impiegano un pochino più di tempo per dare quel tipo di risposte. Bisognerà controllare, come ripetevo prima, non fare tutta l'erba un fascio. Come adesso le indagini coinvolgono una parte minima di magistrati, ci sono il 99% di magistrati che stanno svolgendo il loro lavoro, facendo fascicoli, però purtroppo la medicità è attirata su quella percentuale che magari è indagato o altro. Quindi
bisogna sicuramente usare cercare di essere il più equilibrati possibili. Naturalmente il rispetto dei termini è necessario, vedremo come operare nel tecnico e nella pratica e nel concreto quello che riusciamo a portare avanti. Bene, allora io saluto, Grazie a tutti voi. saluto il sottosegretario Morrone. Luca, io ho la sensazione che sarà molto difficile mettere mano a questa materia come lo è sempre stato, no? Per una serie di motivi, perché sono i motivi che hanno indotto anche a certe considerazioni i padri costituenti, che poi alla fine hanno prodotto una Costituzione che c'è una bella ricostruzione anche nella relazione introduttiva di quello che è stato il nostro sistema giustizia, no? Della conflittualità dell'ordine giudiziario con gli altri poteri dello Stato, della inefficienza della giustizia, del fatto che soprattutto questo nasca dallo status della nostra magistratura, che è un mondo estraneo alla logica del circuito politico democratico rappresentativo, c'è scritto nella relazione. Io ho trovato una cosa molto giusta, perché era la stessa esigenza che avvertiva il PC dell'epoca, quella di rendere questo mondo non una casta chiusa ma qualcosa di democratico. Nel nostro sistema invece, in nome dell'indipendenza di tutti i magistrati, si è persa la garanzia dell'imparzialità di ogni magistrato, scrivevi all'epoca, giusto? Non mi pare che sia cambiato molto, e ho la sensazione che il fatto di voler coinvolgere tutti nella riforma della giustizia significhi sostanzialmente non riformare alcunché. Ho questo timore. Che dici? No, ma allora proviamo a dire, a un certo punto ci vuole la spada che trancia i nodi gordiani, no? Se no non ce la caviamo più. Certo. Allora, la giustizia per funzionare può farlo per cercare di funzionare, perché poi non è che negli esempi che io sto per fare funziona alla perfezione, ma laddove la giustizia è efficiente è laddove la giustizia è il più parzialmente efficiente, e mi spiego attraverso un principio: l'obbligatorietà dell'azione penale. L'obbligatorietà dell'azione penale parte dal principio metafisico e astratto per cui qualsiasi reato, se esistono degli elementi che facciano dire che è stato commesso, deve essere perseguito. Bene, questo porta al fatto che se adesso Giulio Cainarca mi tira uno schiaffone perché non ne può più di quello che dico, io lo denuncio e Giulio va a giudizio. Ok? In Inghilterra, in Francia e negli Stati Uniti Giulio non andrebbe a giudizio e direbbero: senti, ti sei preso uno schiaffone, sei stato lì a dire per 2 ore delle cose senza senso, vedetevela voi. In ambito penale è questo, in ambito civile non ne parliamo, quanto dovrebbe essere sfrondato. Quindi già questo cosa vuol dire? Che la giustizia è inefficace per certi versi, perché laddove seleziona è inefficace, perché io che ho preso lo schiaffone da Giulio Cainarca resterei senza giustizia. Benissimo, questo è il primo punto. E poi ancora, cioè negli Stati Uniti si fa sempre l'esempio statistico ma vero che dopo la sfrondata della discrezionalità dell'azione penale, cioè quello che abbiamo detto, non tutti i reati vanno a processo. Di quelli che vanno a processo, il 90% vengono chiusi con dei riti alternativi, patteggiamento o altro. Benissimo, da noi non è così. Allora, fermo un attimo, pochi minuti. Se qualcuno vuole intervenire, naturalmente apriamo le linee 02 66 20 35 29, perché sul tema della giustizia vediamo se qualcuno vuol dire la sua. Anche via SMS o WhatsApp abbiamo una decina di minuti scarsi. 346 64 27 756. Prego Luca, ti faccio concludere il discorso che stavi facendo. Solo questo. Un altro aspetto di, se vogliamo, con la visione nostra italiana, di inefficienza che serve per renderla efficiente, cioè il fatto che tra quei processi
che superano la discrezionalità dell'azione penale nei paesi anglosassoni o in Francia e quelli che poi vengono giudicati, c'è un'altra tagliola del 90%. Si dirà, ma anche da noi c'è il patteggiamento. Sì, ma da noi il patteggiamento è parametrato sui 2 anni / sui 5, ma dai 2 ai 5 nessuno patteggia perché non c'è la sospensione condizionale della pena. Quindi da noi è tutto un impianto di inefficienza. Cos'è che c'è da noi? C'è la capacità, cioè il magistrato studia, il magistrato passa un concorso difficilissimo. Su tutto questo non ci piove, ma questa segue i corsi di perfezionamento. Io da 23 anni faccio l'avvocato penalista e se ne conoscono sempre nuovi e sempre preparati di giudici, ma il punto su cui stiamo discutendo adesso non è questo, non è la preparazione, non è la terzietà e l'imparzialità, che sono sì dei valori, chiamiamoli politici, ma sono dei valori nell'esercizio dell'attività della giurisdizione. Qui stiamo dicendo gli uffici giudiziari devono cambiare modo di funzionare, ma dal punto di vista organizzativo, non dal punto di vista della modalità con la quale il giudice decide il processo. Questa è la confusione che si fa, secondo me, che si fa volontariamente, però non viene fatta perché nessuno degli operatori della giustizia, in questo inserisco anche gli avvocati molto spesso, non l'ha capita, perché alla fine questa specie di santuario farisaico a cui partecipano avvocati, magistrati e talvolta docenti di diritto, che all'apparenza se le dà, ma poi c'è sempre il terzo tempo del rugby, per cui tutto sommato ce la gestiamo in casa, è inutile negarselo, è inutile negarselo. Ecco, ma in questa proposta di cui abbiamo parlato, secondo te qual è l'aspetto che più incontra la resistenza delle correnti della magistratura? Perché di quello stiamo anche parlando, no? Lì c'è un'analisi nella relazione introduttiva della genesi di queste correnti, no? Che sono poi all'ordine del giorno della cronaca di questi giorni. Ecco, qual è secondo te la cosa più ostica, più dura da digerire? Tutto è indigeribile. È indigeribile. Questo è una proposta ragionevole, ma totalmente perciò indigeribile. L'unica proposta fattibile per la magistratura è quella di aumentare le sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati che sbagliano e creare dei paletti da parte della politica con delle norme, con delle regole, con delle leggi che consentano alla magistratura di essere ancora più, con quei termini mitologici, autonoma e indipendente. Se noi vogliamo fare una proposta che sia accettata dalla magistratura domani e sia valutata come fatta da un governo illuminato, questa sarebbe: il CSM è composto al 100% di magistrati, perché solo così si garantisce se deve essere quello il valore, e allora deve essere così la riforma. Allora sono io il primo a dire: il CSM deve essere composto al 100% da magistrati. Cioè, perché se deve essere tutelato l'indipendenza e il concetto di indipendenza. È un ibrido questo qua che non funziona. Questo è un ibrido che non funziona, non ha senso. E allora 100% dei magistrati, no? Assolutamente no la divisione tra la separazione delle carriere, perché va a violare la giurisdizione, e l'avvocatura esclusa da ogni rapporto che non sia la serata di gala dell'apertura dell'anno giudiziario. Questo deve essere questa la riforma, allora. Deve essere questa.
Allora, dobbiamo salutarci, dobbiamo chiudere. Vedremo cosa sortirà adesso questo cantiere della riforma della giustizia di cui si è parlato tanto e per tanti anni, come testimonia anche il fatto che c'ha 15 anni questa proposta di cui parliamo, ma ci sono state dichiarazioni ben precedenti, no, di riforma della giustizia. Un tema che chi ha toccato gli ha portato male. Diciamo così, diciamo una roba da abracadauria sul finale, no? Visto che siamo andati a prendere citazioni del 1947, pensate nel 2050 ci sarà qualcuno che prenderà l'abracadabra del 3 febbraio 2004 e dirà: se ne parlava anche nel 2004, Sì, che fine ha fatto? Ho idea. Intanto l'ex numero 10 della Juve, ex presidente dell'UEFA, Michel Platini, è stato fermato, è sotto fermo di polizia per essere interrogato dagli uffici della Polizia Giudiziaria di Nanterre in un'inchiesta su corruzione nelle procedure di assegnazione dei mondiali 2022 al Qatar, coinvolti anche gli ex consiglieri di Sarkozy quando costui era presidente della Francia. Possiamo dire una cosa, appunto: in Francia il pubblico ministero dipende dal governo, dal Ministero dell'Interno. Facciamo sta propostina in Italia. Ecco. No. Visto che le indagini per corruzione si fanno, e non credo che Platini, che ha organizzato i mondiali, non c'entri con la politica in Francia, vedete bene che la magistratura può funzionare benissimo anche se l'ufficio giudiziario gli si tenta di dare la stessa efficienza degli altri uffici pubblici. Sì, anche quello era interessante. Non si sono mai considerati pubblici uffici i magistrati, certo, anche se esercitano una funzione pubblicissima, più che pubblica, super pubblica, estremamente pubblica, pur toccando le vite private. Come diceva, dice ancora, ma l'ha detto anni fa, un grande professore di procedura penale di Milano, Ennio Amodio: i magistrati entrano uditori ed escono sordi. Beh, io ringrazio Luca Dauria e l'appuntamento per quanto ti riguarda è questa sera alla rubrica Abracadauria. Fino alla fine Abracadauria, almeno lì si può parlare. Non sto capendo niente, perché devono mettere qualcosa, devono fare qualcosa in Italia, ma non fanno ancora niente per noi. Per noi non fanno niente. La difficoltà è quando praticamente siamo